24 maggio 2020. L'articolo di cui vado a fare il video è scritto a 6 mani. Comandante Domenico Locchepava, il mio amico prezioso Roberto Sanna e io la ho. Venerdì 21 febbraio 2020. Con la forza di un'incudine che cade dal 10° piano sulla sensibilità dei sardi. Qui sulla destra in giallo potete vedere una citazione: chi non sei un liberus est voita noeus uscipiu difendi sa storia e sa cultura nostra. Non è questione di economia o di chissà che cosa. Quello che non abbiamo saputo difendere è la storia e la cultura nostra. Se lo avessimo fatto, il processo di liberazione della Sardegna non dico che fosse stato completato, ma sarebbe molto più a buon punto di come lo è attualmente. L'articolo che ci apprestiamo a scrivere sarà dissacrante riguardo a innumerevoli luoghi comuni fatti propri dall'indipendentismo sardo in tantissimi anni di impatto sulla politica e sulla società. Fatta salva l'affermazione che il termine indipendentista non ci evoca vibrazioni positive, visto è considerato che è stato inquinato dal pensiero di tanti presunti capibastone che non sanno far altro che fumo orticante sulle coscienze dei sardi. Qualche formazione indipendentista comunque ancora agisce con onore. Secondo noi si tratta di due formazioni fondate tempo addietro da due sardi che, pur definendosi indipendentisti, hanno avuto grande lungimiranza e in buona sostanza hanno superato i paletti che tale termine evoca. La prima è quella tenuta in piedi in maniera egregia dagli eredi politici e spirituali del grande Doddore e che risponde al nome di Meris. La seconda è la creatura di Bainzupiliu, il quale sta dando corpo a un gruppo di patrioti in grado di incidere per molto tempo ancora sulla coscienza dei sardi, il FIS, Fruntene post indipendenza della Sardegna. Sarebbe inutile scrivere, ma lo scriviamo per rendere ancora meglio l'idea che vogliamo comunicare, che Meris e il FIS si distinguono in maniera netta ed evidente dalle formazioni indie che completano il panorama patriottico del nostro popolo. I primi agiscono con sincerità e onore, i secondi, a nostro parere, sono solo dispensatori di fumo italico e, quel che è peggio, orrendamente ideologicizzati da scorie distribuite a piene mani dal colonizzatore. Quanto scritto non è scritto solo da Iolao, c'è anche Domenico e Roberto in mezzo a queste affermazioni, ok? Meris e Fis, a quanto ci sembra di aver capito, agiscono sostanzialmente secondo il diritto positivo italiano, positivo tra virgolette, viene chiamato così per fare fumo, pur concedendo una certa tiepida attenzione anche al diritto internazionale, e a questo punto si apre un ingombrante frattale. Se l'operatività dei patrioti sardi riguardo alle classiche strategie definibili ormai eterne, inconcludenti e stagnanti, è bene o male garantita, manca del tutto, e lo ripetiamo, manca del tutto, l'apporto che dovrebbero fornire istituzioni delegate alla difesa della nazione sarda secondo il diritto internazionale.
Questo lo diciamo con forza, non esistono in terra sarda movimenti o fronti di liberazione nazionale realmente operativi, non esistono. Secondo il nostro punto di vista sarebbero utili entrambe le opzioni, usare sia il diritto italiano sia il diritto internazionale, possibilmente in qualche maniera sinergizzati, fermo restando il fatto che continuare a farsi prendere per i fondelli dal colonizzatore con elezioni e votazioni varie e autoinfliggerci con proclami sterili, espressioni guerresche e manifestazioni di volontà popolare senza nessun seguito operativo è perfettamente inutile. Molti affermano che il diritto internazionale da solo non può garantire la liberazione della nazione sarda. In parte è vero, ma invitiamo chi legge a considerare il fatto che i governi provvisori dei movimenti di liberazione agiscono come veri e propri stati ed hanno le stesse possibilità di incidere sulla vita socio-politica, economica e culturale di un popolo. I campi di intervento sono praticamente infiniti, ma riguardo alle sole tematiche monetarie, invitiamo chi legge ad aprire questo link moneta al portatore legale e legittima. Cioè, un governo provvisorio di un movimento di liberazione può stampare moneta popolare al portatore di proprietà del popolo che rappresenta. Capiamo benissimo che le novità fanno un po' paura, incidere su patrioti indi ormai fossilizzati su termini imposti da chi ha interesse a tenerci nel pessimo stato nel quale ci troviamo è impresa ardua e il fatto stesso di dipendere può sembrare ai meno corti un vantaggio magari economico, secondo loro quantomeno li dispensa da cercare soluzioni. Ma non è staici che funziona, deh. Non ci stancheremo mai di ripetere che chi non sia un liberus esti voita noi uscipiu difendi sa storia e sa cultura nostra. Questo testo volge alla conclusione e se qualche mente è restata fossilizzata gloriandosi degli errori del passato e non riesce a scorgere nuove soluzioni, gioco forza ci dobbiamo rivolgere soprattutto ai nostri giovani. Ci dobbiamo rivolgere soprattutto ai nostri giovani sperando in mentalità aperte verso il concetto ancestrale di libertà, preparati in questioni di sovranità individuale importantissima, fondamentale, convinti che è giusto e doveroso lottare per la realizzazione dello Stato sardo, coscienti che contro mondialismi e globalismi vari una sana mentalità etnica risulterebbe vincente. Ci dobbiamo rivolgere soprattutto ai nostri giovani perché valutino la possibilità di autodeterminarci concretamente dallo Stato che ci colonizza. L'autodeterminazione di un popolo passa assolutamente, necessariamente verso la decolonizzazione, attraverso la decolonizzazione. Non ci può essere autodeterminazione senza decolonizzazione. Ci dobbiamo rivolgere soprattutto ai nostri giovani per informarli che la strategia vincente per far nascere la nostra madreterra è la decolonizzazione sistematica e costante di spazi sempre più ampi di suolo sardo. Mariano Avis, altrimenti chiamato Iolao, Domenico Loccapava, altrimenti chiamato il comandante, e il nostro amico prezioso Roberto Sanna. Quindi
Siamo sempre in tema. Giovedì 27 febbraio 2020. Indipendentista è chi vuole liberarsi da una dipendenza e la terra di Sardegna è affollata come non mai di indipendentisti, che io lo chiamo bonariamente e affettuosamente indi. Essere indi è una condizione mentale imposta da chi ha interesse a che questo termine venga usato quanto più possibile per confondere nella parte più ancestrale degli umani quel termine non esiste. Esiste invece la immensa rilevanza la parola uomo libero, donna libero, libera, libertà, freedom. Se ci pensate bene, la potenza che esprime la parola libertà è ben più corposa, coinvolgente e penetrante del termine indipendenza. Per come la vedo io oggi è più utile e incisivo parlare di libertà, non di indipendenza. Pensateci bene. Se la Sardegna dipendesse dall'Italia, lo Stato italiano ci avrebbe già lasciati liberi. Il fatto è che è vero il contrario. Lo Stato italiano non ci lascia liberi perché dipende dalla Sardegna. E comunque, se vi fa piacere, definite pure Iolao col termine indipendentista. Non si offende certo per così poco. Domenica 9 febbraio 2020. Il 10 febbraio non è una giornata mondiale o mondialista come piace chiamarli, perché cioè ci sono popoli e popoli, anche se i popoli sono tutti uguali, ci sono popoli più uguali degli altri. 10 febbraio è la giornata in ricordo dei morti infoibati. Penso che sia una giornata italiana, appunto. I morti ammazzati sono tutti uguali, non esistono morti di destra o morti di sinistra. Esistono solo, e sono molto numerosi, morti di sonno. Sembrerebbe inoltre che esistano morti ammazzati più uguali degli altri. Apriamo questa vignetta. La storia viene scritta dai vincitori, lo sappiamo. La cultura dominante non ne parla, ma certi avvenimenti non si possono dimenticare. Chiudiamo. Allora, per avere neuroni che funzionano tutto spiano bisogna liberarli dalla melma ideologica di destra, dalla melma ideologica di sinistra, da quella di centro, da quella di sud, da quella di giù, di lato e quella recente, da quella fossilizzata di marca scolastica e televisiva. Manifesto dei banchieri americani del 1892 afferma che bisogna dividere la gente con le ideologie di modo tale che la gente venga invogliata a impegnarsi in lotte che non possono dar fastidio alle fetenzie stampatrici di moneta. Non ve lo ripeto, penso che l'abbiate capito. E comunque questa è questo che dice il manifesto dei banchieri, diciamo che è da meditare molto attentamente. Alla prossima!